Un primo mini bilancio di questo calciomercato che ha visto l'Entella protagonista con diversi arrivi, tanti ragazzi, soprattutto tanti ragazzi giovani. Insomma, siamo contenti di questa prima fase di mercato nella quale ci siamo concentrati più che altro sui giovani, perché poi alla fine in tante situazioni sono i più richiesti per un problema di list, per anche un discorso di qualità, perché logicamente quelli più bravi spesso trovano subito una collocazione. Siamo contenti dei nuovi arrivi, dei nuovi innesti, il gruppo mi dà delle ottime sensazioni, abbiamo confermato buona parte del gruppo che ha fatto l'anno scorso un campionato straordinario e su questa base poi andremo a inserire, ripeto ancora, qualche innesto. Proviamo a soffermarci su tre giocatori che sono Contini, De Luca e Morra, tre giocatori che volevano tante squadre, tre giocatori che avete potuto vedere molto bene l'anno scorso avendo giocato nello stesso girone dell'Entella. Ti chiedo quanto è stato difficile portarli qui a Chiavari. Ma sì, ci sono state da Contini, è arrivato ieri, ma è un'operazione che praticamente avevamo chiusa un mese fa con il Napoli, poi dopo insomma, siamo venuti incontro alle esigenze della sua società di appartenenza per problemi di infortuni e vari. De Luca Manuel l'abbiamo avuto contro di noi, e, insomma, ci era piaciuto l'avversario anche se lo conoscevamo già avendo giocato comunque nel Torino e nell'Inter in precedenza. E Morra, insomma, anche lui è stato abbiamo lavorato sull'operazione di Morra da parecchio tempo, è stata al momento l'operazione economicamente più importante perché l'abbiamo acquisito a titolo definitivo. È un altro giocatore in crescita che ritorna in Serie B dopo esserci passato 2 anni fa. Sono sicuro che farà molto bene, che potrà essere una delle grandi sorprese di questo campionato di Serie B. Quali saranno i prossimi interventi, se magari è il trequartista la prossima esigenza primaria dell'Entella? Sì, beh, un paio di ruoli lo sappiamo, quelli che sono scoperti, quindi abbiamo un paio di ruoli sicuramente che hanno la precedenza sugli altri, proprio a livello di organico ci mancano su un paio di ruoli, siamo un po' scoperti e dove ci stiamo concentrando maggiormente per andare a intervenire nelle prossime settimane.